Finalmente amici è chiusa, abbiamo chiuso ecco, una trattativa di mercato che ha visto il Napoli muoversi in maniera decisa per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il Chelsea ha fondamentalmente aperto alla proposta del Napoli per Badiashile. Oltre a Badiashile si muove l'Atalanta per un nostro giocatore e poi amici occhio alla situazione relativa ad Elmas. Insomma, abbiamo parecchia carne sul fuoco, quindi mi raccomando, rimanete fino alla fine per non perdervi nessun aggiornamento sul nostro Napoli. Partiamo subito amici con le ultimissime notizie di mercato in collaborazione con marathonbet.live, portale di informazione e notizie sportive. Ultima cosa, prima di entrare nel dettaglio, chi vuole commentare a caldo queste notizie con noi e con gli altri tifosi azzurri ci trova sul nostro canale Telegram gratuito. Lì ci confrontiamo insieme, le notizie arrivano spesso prima del video. Trovate il link in descrizione oppure su Telegram cercate i signori di Napoli. Detto questo amici, partiamo subito. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro l'Aris Salonico, l'attaccante del Napoli, Ellison Santos, amici, ha dichiarato qualcosa di molto interessante che ci fa capire quanto il giocatore in realtà sia pronto per la prossima stagione, che tra l'altro no, inizierà proprio alla fine di questo mese. Quindi prima di parlare di mercato, vediamo cosa ha detto il nostro giovane attaccante brasiliano. Abbiamo fatto un buon lavoro oggi. Sono molto contento di aver finito bene questo ritiro con una vittoria. Adesso siamo pronti per iniziare il campionato. Abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo fatto un mese di ritiro con il nuovo allenatore. Lui ha parlato tanto con noi, ci ha detto di fare il nostro lavoro e di lavorare bene in partita. Abbiamo fatto un buon lavoro e siamo pronti. Insomma, amici, questo è un brevissimo ovviamente estratto delle dichiarazioni di Alison Santos, che si candida a diventare uno dei titolari inamovibili della rosa del Napoli. Anche perché, come insomma, vi dirò tra poco, un esterno del Napoli è finito nel mirino dell'Atalanta. Di conseguenza, sembrerebbe Edison Santos il candidato numero uno, ecco, per essere appunto titolare, un titolare ecco, dell'attacco napoletano. Si è chiusa con un po' di polemica, ovviamente, l'avventura di Romelu Lukaku al Napoli. Il centravanti del quarto scudetto non sarebbe più stato, ovviamente, come sapete, no, titolare dopo l'esplosione di Højlund e l'infortunio che lo ha tenuto ai box per mesi, e così il suo agente Federico Pastorello ha cercato di trovargli, no, una sistemazione nella quale potesse tornare a essere centrale in un progetto. Il belga ha così sposato il progetto del Fenerbahce, ma non ha dimenticato il club azzurro, che ha voluto salutare con un messaggio sul proprio profilo Instagram, sotto la foto che vede la squadra alzare il trofeo della Serie A. Il post di Lukaku recita: Cara Napoli, grazie per avermi fatto sentire a casa. Grazie per aver creduto in me in un momento in cui ero con le spalle al muro. Abbiamo fatto cose straordinarie e le custodirò per sempre. Forza Napoli, sempre nel cuore, con il cuore azzurro. Quindi ecco un Lukaku che cerca di stemperare un po', no, gli animi degli ultimi mesi, della sua ultima stagione, davvero travagliata, sia per quanto riguarda l'infortunio, sia per quanto riguarda insomma, il suo rapporto con il nostro ex allenatore Antonio Conte. Adesso però parliamo di mercato, perché Noah Lang, amici, è stato proposto all'Atalanta nel corso dei giorni, insomma, degli ultimi giorni. L'attaccante olandese sarebbe in uscita dal Napoli, ma per ora ci tengo a precisare che in questo momento non ci sono offerte, con l'idea del club di non cederlo se non definitivamente. Quindi in questo momento il prestito non rientra poi nelle idee della società. La risposta dei nerazzurri non c'è ancora stata, sebbene sia una strada da prendere in considerazione qualora non dovessero esserci novità fino agli ultimi giorni, con un possibile magari cambio di strategia per quanto riguarda la dirigenza napoletana. La posizione degli olandesi dell'Ajax ovviamente si è modificata perché non c'entra solamente l'incastro con Götze al Paris Saint-Germain. Dai primi contatti avuti, il club di Amsterdam non sarebbe poi troppo convinto di concludere l'affare in realtà, e il Napoli allo stesso tempo non intende scendere sotto i 28 milioni di euro, e poi tra l'altro a titolo definitivo. Con i Galatasaray ci potrebbe essere un ritorno di fiamma, visto che Leng ha fatto comunque discretamente bene, però ovviamente bisogna considerare che il Galatasaray
sta puntando Martinelli dell'Arsenal, quindi vediamo se qualora dovesse saltare quell'affare, ecco che magari Galatasaray potrebbe tornare a bussare alla porta del Napoli, quindi monitoriamo sicuramente con attenzione la situazione relativa a Noeleng in uscita. Adesso amici vi do un aggiornamento molto molto insomma, positivo relativo a Badiashile. Benoît Badiashile è il prescelto da tempo, come sapete, e ora amici anche il Chelsea ha accettato l'offerta presentata dal club partenopeo, che regalerà così dunque un nuovo elemento all'allenatore toscano in vista della prossima stagione. Badiashile non è certamente un titolare in casa a Chelsea, ma i Blues non hanno ceduto di 1 millimetro e alla fine hanno obbligato il Napoli a fare uno sforzo economico importante, anche se le valutazioni verranno fatte solo tra un anno. Il francese infatti arriverà amici in prestito, oneroso 3 milioni di euro più uno di bonus, con diritto di riscatto fissato a 27, per un esborso totale che potrebbe sforare quota 30 milioni. Ovviamente l'ultima parola deve essere quella di Aurelio De Laurentiis, che non ha ancora dato il via libera definitivo. Il Chelsea ha infatti chiesto 1 milione di bonus che però inizialmente non era previsto, e così l'intesa raggiunta è solo verbale perché il presidente del Napoli in quel momento non era al corrente. Questione di tempo comunque, poi Badiashile sbarcherà in Italia e si unirà ai partenopei per la gioia di Massimiliano Allegri, che aspettava proprio un colpo per la sua difesa dopo i brutti infortuni, soprattutto con la corsa a Buongiorno. Elmas al Napoli, amici, può esserci, attenzione, il terzo capitolo. Il giocatore 26enne è tornato all'Ipsia lo scorso 30 giugno dopo aver fatto momentaneamente ritorno a Napoli nella passata stagione in prestito, senza però essere poi riscattato dalla società campana in azzurro al termine del campionato. Per il nazionale macedone potrebbe esserci in vista un quarto approdo nella nostra Serie A, e se vogliamo la cosa curiosa è che questo approdo potrebbe essere nuovamente al Napoli. Dopo una prima esperienza durata 4 anni e mezzo tra l'estate 19 e la finestra di gennaio 2024 e il ritorno l'anno scorso. Gli azzurri però non sono da soli, perché pensate un po' sulle tracce di Elmas, in questo momento rimane sempre attenta, pensate un po' la Juventus alla ricerca di profili intercambiabili per centrocampo e o tre quarti. Elmas lo scorso anno ha raccolto 44 presenze con il Napoli tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa e Champions League, segnando un gol. Quindi insomma occhio a Elmas, perché potrebbe clamorosamente tornare a vestire la maglia del Napoli. Come destinato a vestire la maglia azzurra, Badiashile praticamente è stato trovato l'accordo con il Napoli, insomma ecco quindi che Allegri è stato accontentato e riceverà un bel difensore roccioso proprio come richiesto dal nostro allenatore in uno dei recenti meeting di mercato con Manna. Amici, ditemi cosa ne pensate di Badiashile, soprattutto secondo voi è il rinforzo giusto per il nostro Napoli? Vi aspetto su Telegram e vi lascio il link nella descrizione di questo video. Grazie per essere stati con noi.